Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. In Sardegna su cantu est una ricchezza manna e dunque un'altra puntata del Maistus è tutto dedicata a su cantu sardu, ma su cantu sardu de su mondo dei femminas, dunque sa maista, non su maistu de oi, e adesso Franca Pinna. Franca Pinna chi è che non la conosce? Una cantadora de canto tradizionali, ma una cantante è tutto in lingua sarda, poi taisa scrivi e canzoni che poi canta, che ha registrato, che ha fatto in concerti e tutto canto, ma una cosa bella che fa Franca Pinna con questo assozio a Mento, suo presidente e suo marito, Mario Zamburro, suo storico presentatore televisivo, e dunque ha cominciato sa storia e tutto della televisione in Sardegna con Sardegna Canta, e dunque se andai in sa sede dell'assozio a Mentos in Oscheri a 11 punti tutto spiccioccheddas che partecipano a questo corso, un corso di importo, poi este sostegno, aiutao della regione sarda e tutto, e poi c'è uno chitarrista che collabora con Franca Pinna, che è un artista che conoscevo bene e che devo dedicare una puntata e tutto con la chitarra, e sufficientemente di Nino Manca. Dunque in questa puntata io andai in Oscheri, io andai in sede dell'assozio a Mentos, ma per presto e sapere commenti Franca Pinna conta da spicciocca, spicciocchedda, spicciocca mannas, sa storia e tutti ta tocca da uscire, può ricantare in palco o può ricantare per suo pregio e tutto personale. Dunque ascoltavo prima la scheda che ha descritto su professore Marco Luzzo, e poi andai in pari in Oscheri a che Franca Pinna, ma in associamento può registrare, può castiare come si fa di una lezione di canto sardo poi femminas. Fino a poco tempo fa che in Sardegna solo sos omines aghiano musica in sas occasioni pubblicas. Sos omines in sos chi sonian sos istrumentos, sos chi cantian a tenore o a concordo. Sas femminas cantian mamascamente in domo o in cresia, posa nasche o sa morte, custos ultimos sun connottos comente attittos. Ma diversu est posu canto a chitarra. Già sos primos annos di su novighentos, Eminar medas si sun attas a connoscere in questo mondo, grazie a sa voce e a su talento. Finas, sì, in numero più basso rispetto a sos omines, han attu sempre parte di questo mondo. Uno de custas est Franca Pinna, de Oscheri, che ha cominciato giovanedda grazie a suo babbo, Nanni Pinna. Oe, in sa sede dell'assozio a Mentos, Franca Pinna si dedica ad occupazione a imparare su canta chitarra pizzinnar giovanas che desizzano a cantare su canto in re, noresas, muttos e altri cantor della tradizione. E dunque, per me, oggi è un pregio umano, ben noi in Oscheri, a registrare questa puntata del Maistus, poi questa maestra, come sappiamo, è un'amica manna, un'amica di adesso, di un tempo antico con me, poi è un esempio che si conoscevo, e dunque mi fa piacere essere noi, anzi in sa scuola, non in sa domo, da Franca Pinna. Grazie per essere convidato, Franca, e per questa opportunità che si dona, se ti conosci bene questo mondo del suo canto sardo con le femminas, con le spiccioccheddas, con le femminas mannas, insomma tutto questo mondo che tu conosci bene. Lo conosco, caro Ottavio, da 50 anni, ma se poi queremo aggiungere da quando sono nasci, da che babbo mio, vedo un grande cantatore di canto a chitarra, e mi ha trasmesso tutto questo. E come ha poleato già da 8-20 anni la decisione di trasmettere questo bello canto a sa levas a sol giovanottas de Como. E questa è una cosa di adesso di importo, mi piace in me. Franca Pinna è cantadora,
cantanti de folclori, de musica, se canto, su de autori, e tutto poi di scrivi, ma de su canto tradizionale. E poi hanno una cosa de importumano, questa Nanni Pinna, questo diadero, sono grandi cantatori. Dunque ha ricordato a Issu, ma proprio grazie a Issu, come Anno Franca, abbiamo sempre questo mondo del suo canto. E infatti Franca Pinna in questo mondo del suo canto, in spalco, che ha cominciato già di ora, come hanno lui, in televisione, poi dopo un anno la prima sigla televisiva che è stata realizzata in Sardegna con questo programma nel 1978-79, questo anno mi pare che via, no? Sì. Ecco. 78-79, sì, 80-81. 78-79 in videolina, in Sandus, via Sardegna Canta, la prima sigla, la prima volta che si faceva questa trasmissione a Pizza e sa musica sarda è presentata a Mario Zamburro, che è noi, Mario, dopo tanti anni, è sempre in grande forma. E dunque, Franca, lui ha fatto di Aderus una carriera manna. E cosa di questo mondo oggi, del suo canto a chitarra, del suo canto sardo, con sul mondo delle femmine? Tu sei in mera picciocchetta, che partecipa a questa scuola e tutto canto. Come testi mo? C'è un bello movimento, come è questa cosa? Quando ho incominciato è stato mega difficile, perché la femmina in su palco non fu riconosciuta, magari prima di me cantai da Maria Rosa Ponzirudo, Candida Mara, Maria Teresa Cao, poi è arrivata Maria Carta e poi Franca Pinna. Perciò facciano su genere appunto che mi ha imparato bambo mio a cantare con suoi cantatori. E quando si inizia a suonare la chitarra, noi stiamo lasciando la mia naturale per mi poter esprimere. No, io siamo accordati la chitarra in tonalità che poteva competere con i suoi uomini. Perciò su canto vedi là. Canti il re, sì, ma la coldatura e la chitarra vedi là. Perciò una oche di una creatura, potete comprendere, non resistia a raggiungere la nota al basso. E perciò grande allenamento per poter resistere. E quando io in palco mi faceva piacere perché ho incominciato in su 71, la prima serata l'ho provata a Oschiri, in saida mia, per la festa di Santa Lucia. Vivi babbo, però noi che mi pannato piega a palca a cantare, perché vi meda severo. Vi visto presidente della festa, mi le promano e mi che piga in palco. Da che mi dei babbo, uno pago restate sorpreso, non queria da caprite, però la pignoleria sua non fu ancora pronta. Ma ammetto che vi vidi appunto Giovannino Caso, che non si è lasciato dai pago, Giovannino Spano, un altro collega, che mi hanno incoraggiato. Quando mi zia, Sasanca viene, come si suol dire, Giacomo, però quando mi deve a cantare via troppo contenta, via abbastanza lanciata. Bella questa cosa. Sì, e mi fa che a piacere, con un bidia sora, da che tocca da su giro meu, a me ne poter pesare. E tutto questo mi piace e lo so fattendo, lo sto trasmettendo questa pisedina che sto imparando a cantare, che è una grande bella cosa, conoscere la regina nostra, la su chi siamo, che con su canto nostro non lo differenziamo. Ecco. Tu, Franca, andai una cosa, che sei già più di 20 anni su che tieni questa possibilità, questa gana di fai conoscere ai giovani su canto sardo, e dunque fai questa scuola, questo corso, se tutto canto. Infatti, mi ricordo che non ci siamo 7-8 anni a oggi, abbiamo registrato proprio in una scuola in Castello una delle lezioni che faceva sta lui. E oggi sono entrato proprio in domo tua, in scuola tua, e questo progetto che si effendi tu e tutto, con tutto questo giovane che bene in noi a ascoltare, a conoscere, a imparare su canto sardo, a tu ti aiuta la regione e tutto per fare questo lavoro. Sì, no?
assessorato sport e spettacolo con la legge 64 articolo 8 nos aiuta a mandare innanzi appunto questo progetto. Bene, è una cosa, a proposito di scuola civica, una cosa che mi va a piacere a Citotto è cosa che oggi tenevo un chitarrista eccezionale per questa occasione e dunque è venuto Nino Manca che è stato già 2 volte in maestro, una volta scelti questa chitarra, si è andato in scuola proprio di Nino Manca e poi a Sonau quando ho fatto un'altra puntata pizza su Canto Sardo con Tino Bazzoni. Dunque grazie. Grazie con Franca, stiamo collaborando già un bello vago, stiamo facendo ogni anno i nostri e il risultato dà una soddisfazione che sono pisedda, sa che li via che su Canto Sardo e va soddisfazione a imparare questo piseddo. E poi un'altra cosa che mi fa piacere, non c'è tipo Nino, è che oggi Funtivegno, su questa occasione che si è registrato in questa puntata del maestro, è un montone di gente, si funti parenti, amici e tutto quanto. E dunque siamo tutti persone che veramente ascoltano e bene a seguire questa scrittura. Mi fa piacere di dire, e come tornavo Nino, vado su di adesso in Sardegna canta oggi, c'è gente in meda del pubblico, e dunque questa è una cosa che si piace in meda. Dunque, Franca, veniamo a questa scuola di lezioni, e i testi importanti che depintisce, questa cosa importante che depintisce i picciochetti, tu quando vai alle lezioni, ad ogni volta si attende un tema, però, plus in generale, i testi che srebiti, le poesie, la tecnica, conosci gara, i testi di snasa, tu? Tanto, io ho seguito sempre il metodo che mi ha imparato babbo mio, a imparare prima su quanti re. Sì, è molto importante a scrivere prima la poesia a memoria, a comprendere su chi sono cantante e poi su traggio, su metodo del suo canto, che imparo a issasa a una, perché lasso a issa respirazione soro, che ogni creatura ha da su traggio suo ed è un piccolo luogo per imponere su meo. No, deve essere libera scantende, poi noi imbagliano su ritmo, su tempo, soltanto sì che la scorriggio, però de dotate lo va in essa sola. Dunque, in questa scuola è posato fare scetti canto tradizionali, canto sardo, poi tu sei cantatore ma sei cantante pure come te un dunque e ti vai a cantare cose del suo repertorio cosa tua o scetti il canto tradizionali? Non so fiscale in suo senso che imparo solo su chi canta Franca Pinna, ti dirò che non ha più imparato nulla di cantone il Miasa. Ah, no? No, no, ha più imparato su chi graditi a Issasa. Bene, nemmeno Franca me l'impara a cantare gusto ed io l'imparo chiunque essa sia, uomine o femmina, se chiede cantare una cantone di una collega, io me le imparo tranquillamente, non ha limite. Ecco, perciò sia canto moderno che canto saldo o su chi chiede imparare, io so no, che caprite. No, questo è giusto. È giusto che sia casi, ecco. Dunque, se voi teniamo su 2, su 4, 6 allievi, sì. Quanti funti in genere che frequentano questa scuola cosa tua? No, Noi. Però si influenza purtroppo, certo, ma da... Se è un tempo malo per questa cosa. Sì. Però poi c'è tutta questa gente, amici di questa scuola e questa cosa si piace come tornavo. Dunque, tu hai sempre che da ti cominciai su canto in re, sì. No, questo è il suo primo canto. È una base su canto in re, se noi cantare su canto in re, ogni finale, chi sia nuoresa, chi sia mutoso, chi sia corsicana, andano a finire sempre in re, senza poi fai dare dei cantos classicos. Perciò, se tu non impara su canto in re, noi schisiamo che si recantende. Certo. Ecco. Scusa una cosa, ma in voi avete un sei, ne avete dei snoi, sì. tenis, come ti allievi e allievas, e a livello tennis, da quanto tempo sei che avete frequentato in scuola, cosa tua, e dunque e ti scintivai questa picciocchetta? Tanto, abbiamo incominciato... Picciocchetta sei picciocca, c'è di picciocchetta. Abbiamo incominciato battoranno al faghere, però sono entrata gradatamente, in casi a imparare su canto saldo, perché prima devi studiare, che oggi come te sto,
su saldo non lo vedono più in famiglia. È raro intendere una creatura che va da saldo. E tanto prima studiano la poesia, les imparano le pronunce, gli accenti in musica, come tienen chiamados a sa moderna. E poi da che sono pronte, che les imparo sa frase anche appena cantata, tanto è Ninnino che con l'aiuto suo, appunto, piano piano incominciamo a canticchiare su Canto in Re, su metodo, ecco. A proposito di Canto in Re, ma dunque noi otteniamo la possibilità di ascoltare oggi e s'allieva, mancando una roghededdu di Canto in Re, certo. E ci lui di narra come ti contandendi, ti pinti correggi e tutto canto. Potevo fare questa cosa e ci facevo proprio una lezione come ti succede. Siamo in scuola, poi è Sadia che deve cantare, che dobbiamo fare le lezioni. Se ho capitato bene. Perfetto. Con chi ne cominciavo su? E ti fai allora, io incomincio sempre con su Canto in Re, perciò chi è? Incominciamo su al ciò d'esame. Chi che deve incominciare per prima? Dai, non facciamo... Ti posso aiutare? Siccome sul microfono ti ho fatto saltare adesso in due. Benissimo. E tanto incomincia Daniela. Daniela, anda bene. Tanto più fai? E tenere un canto... Allora, devo sponsa severare, bruite, pro incominciare, bazzelta il frase se chi non la va che non la pronunciare. E tanto un giorno si separa, da Dio me la ascolto, gli dà la cantone giusta, e un giorno si separa da sua poesia sua, devi li sponsa a disposizione, poi da chi la sentendo cantende, la scurriggio se li senta bene, se no ve li scambio pure. Insomma, adesso una cosa, bene questa parte, accanto a me, esci, Biesu, Daniela. Sì. Daniela, e poi a pagare tutto, se no una cosa o da sfirma. No, una va tassata, ragazzi, va che un sa gara. Anda bene, vai. Miro dotta sa spittura de duchessa e reina. Ecco, su chi sono si intende Daniela, i Bene, teste. questa parte, E te che Daniela sta disernatende? Allora, Daniela è metà timida in su canto, non ha mai cantato saldo e non mi chiesto un canto sussurrato. Devo linare o canta sa oche, l'impara a vocalizzare e piano piano berre se sente. Chiaramente a me interessa da prima su tempo, su ritmo. Ecco, con suo tempo e ritmo come ti sta dando? Anda bene. Brava Daniela. Sì. A posto. E dunque, s'applauso pure, amico. Pensando potevo... Maria Giovanna. Potevo seguire. Maria Giovanna, bene questa parte. Bene. Fino a Maria Giovanna, una bella oghe, una boghe imponente. La corriggio, indite corriggio Maria Giovanna, io sa imparato da esa sazzetta con Meguso, l'inaro sempre si intrada, deve stare attenta in si intrada più sicura, che si intrasa con una insicurezza, poi appena di pelle, se invece no, da che ti indepesa deve essere sempre sicura di su chi si fattende. Dunque, Maria Giovanna, questo è un consiglio giusto, un'indicazione giusta, e noi invece questa viciocchetta... E come besta è Rosalia. Rosalia, aspetta che devo porre a posto sul microfono e ci vuoi
è proprio Ciocchedda, dunque... Rosalia. Rosalia. Potremmo narrare quantos anni ha? Cantano Stenisi. 12. 12, bene, bene. Sì. Iniziamo, bene Gustavatti. Sao che con sa chitarra si pesa impasitamente. Bene. Dunque, Rosalia. Rosalia, ah no. Rosalia. 2 anni, quant'è che sta frequentando in scuola Rosalia? Allora, battoranno, Ah. però non abbiamo sempre fatto su canto saldo, su che viene. Ah. Abbiamo fatto parole saldas con altre musicalidades. E su canto saldo lo stiamo praticando 3 volte al mese. Rosalia Buru, passione. Torniamo sempre a sughi da ponado. Queste creature hanno una che è meda alta, ecco, mi spiegare mezzo. E abilis a baciare in tonalità di chitarra salda. È difficile, però piano piano la resesso alla istruire, ecco. Bene, bene. E sa comprende in questo e resessini. Bene, bene, brava. In modo tocca da? Francesca. Francesca, tocca Francesca. Allora, io aspetta Pago Pago, quando ho preso a baciare ancora Pago Pago sul microfono. Dunque, Aici. In questa notte serena tada fa agere compagnia. Brava Francesca Buro. Ecco, Francesca le so imparende appunto, quando lei ha saputo a essere appena bispasida, a lo pensare saputo e poi a che luogare. Ah, bene. E dunque, da Pago a Pago, di cosa fare tutta la voce, Aici anda a meglio. In modo a chi ne tocca? Alessia. Alessia. Tocca a lei, aspetta che devo fare sempre sul microfonista. Aici, ecco qua. Accostati bene sul microfono. In sta notte nuvolosa si intende poche attonada. Brava. Bene. Alessia, è bella, a me mi piace meda. Che su quanto saldo non abbiamo saputo mai de cantadores e cantadoras con sa R moscia, a sa francesa. E Alessia ha questa peculiarità che mi piace meda. È una cosa rara, no? Voi infatti, cantatori, sì, no? sì. Dunque va bene, bella questa cosa. E poi chi ne tocca? Dai? Vamos a Roberta, come? Roberta, dai. Deve fare il suo microfonista, Torra. Bene, bene, dai, ti accompagno giù. Bene Roberta, e noi avete che ponere sul microfono, bene, 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 questa batti. Aici. A posto, ci sei. Canto amo che mi era questa bella melodia. Dunque, e poi ti hanno fatto una cosa, la sausa, noi, Roberta, no? Sì. Roberta, siccome voi devi fare altra sprova, tornate a cominciare con issa. C'è già sul microfono, posto bene, anzi, tu devi partire, pago, e meglio,
da intendevo bene. A tu va con noi e sono ancora con Franca, proprio in tanti ma voglio uscire una cosa di Roberta, come te, come ti sta andando, come ti sta voce sua. Roberta ha una bella voce squillante che se sta procedendo gommo a su Cantusaldo, che è un mese. E l'ho imparato a vocalizzare, a berre sauca quando canta, che su canto saldo, non è su canto moderno. Amo usare le vocalidades, che è meda, in italiano è un canto duro, cioè si spara, ecco, spariamo sulle vocales e casi che non manco a volte alla pensare, caprite? Amo usare bella, potente, però su canto saldo è fatto pure di melodia, soprattutto di melodia, perciò Deonaro, non di importanza, era una oge acuta, canto il bello, abbiamo tanta melodia e sentimento. Ecco, a Roberta le sono imparando gusto, perché Isa arrivi dal suo mondo della musica moderna. Ecco. È belluta in questa scuola tua, si ovviamente una cosa, che tu fai proprio lezioni personalizzate per ognuna delle picciocchette, delle picciocche, se devi un consiglio, un'indicazione, sì. Dunque questa è una cosa che da giura de bruso esatto, a imparare prima, come sai prima. E altro canto santi imparavo, pensa sa perché poi ho fatto su canto un re, ma altre cose, ci intendevo su un altro giro, allora, serramo su questa trasmissione. Il faghere fino a Sanoresa, con Roberta abbiamo finito proprio di sera della perfezionare. Dunque, sì. E traballavo in Cesare di Serio. Sì. Bene. Fino a Sataldwick stavamo. Piega da me e piega da Isa. Roberta, sicuramente tenis un chitarrista manno tu, con Nino Manca. Intendevo spagovaco bene questa parte, ci. Ojos que stella, que stella brilla sa salde chi sa brillada. Bene. Brava Roberta. Aspetta che ti accompagno Roberta, bene? Hai questa parte. De Roberta invece con Sanoresa che hai provato in Cesare Serio. Allora, il Saburu è una delle stanze che a cantare in saldo, a sparare la salda, se la deve memorizzare. Come infatti mi è andato tutto bene, su tempo, su traggio che alleato, però chiaramente deve imparare ancora a sparare. Bene. E a proposito di gusto, con poesia, tu consigli di imparare poesia dei cantatori che cantano da noi o cicca cosa densando? Come te che funziona? Chi ti consigliavo a cantare? Allora, tanto, come te poesia, sicuramente ne scrivo me da dei canti in re, nuoresa, al mutoso e Bilil Daueo. Però sì, qualche volta sa canzone mia è spazio vina con altri poeta a tavolino il bravo schiamo Zappido, Paolo Comossa, Melchiorre Murreno, insomma tanto poeta di una volta, caprite più Giuseppe Raga, di Sora una chitarra, suona di stagione mia. Ecco, perciò spaziamo con questa canzone. E potevo seguire a fare cantare, sì. Se noi sempre Alessia. Con Sanoresa, Alessia, aspetta, la sistemavo bene. Scusa, con sai remoscia, no? Ite viola bella, viola bella mi vade su una santa in sa cappella. Brava. Mi piace questa cosa che a scuola c'è il pubblico che fa questo applauso, è troppo bello, questa cosa mi piace in me. Fa che piacere che sono sostenitore e sostenitrice del Salfizza, capite? Bisogna pensare di ringraziare la famiglia, che viene, li narra la sua consiglio giusto, anda, canta, e questo pure, che possa mettere che famiglia
lo staccano da su figlio, la volta si ne consana che cantano in salsa. Invece è una cosa bella. No, grazie a Dio una pappi di questa il fortuna. Salmama sono troppo felice. Bene, bella questa cosa. In salsa che uso con Francesca. Francesca. Aspetta, pago. È giusto casi proprio. Babbo mio, sa prima nuoresa che mi imparedi? Inedi, sa nuoresa il gai, ello il gai, se non la canta, non l'impara mai. Bene. Dunque, a Rosalia, come Rosalia, dai. Sì. Andate a ascoltare Rosalia, aspetta, pago. Fate Rosaicci. Ecco, con Issa invece sì, un'altra cosa che di bene Issa ad un altro ascolta bene ad un metodo di canto che è resessida a comprendere su gira saoghe, su gorgheggio appunto in saldo, però faghere comprendere questa melodia e Issa questa melodia la dà percepita e bilavone del suo canto. Ecco, mentre è una cosa da imporre, una bella cosa che ha fatto. Certo. Sì, ed è un aro infatti a queste amiche che ascoltate voi tra voi, che una deve imparare da esattera, non a copiare, a fare il suo metodo, però a seguire su chi ha una mulga si tira sattera, ecco. Dunque, da questa scuola è una cosa ti adero su, io ascolto e mi piace, e no, che ti adero su, di importo umano, mi fa piacere che questa regione, che si scuola civica, tutto su, sostenenti questa iniziativa cosa tua, poi si offendi, si coinvolgenti le famiglie e spicciocchedda a entrare in questo mondo del suo canto sardo, del suo canto tradizionale. Dunque se di adere su una cosa di importo umano, da un nino, dove sei una rendi non pure, dunque continuare a ascoltare e ci vedo su testi con le cose che hanno imparato con San Nuoresa e poi a chi ne tocca da... E come tocca da Maria Giovanna. Maria Giovanna, aspetta che Maria Giovanna è arta, che non è proprio picciocchetta, ma di canto è che... È già andata ormai. Dunque, questione di Issa, io ci intendevo su il consiglio di poter donare, cosa che... Allora, io mi l'ho sempre nato e continuo a bilonare, a essere attenta quando canta da insare ispirazione, pruite. Ti devi scrivere da usare saleno quando respira, per poter suddividere su canto, che non puoi arrivare a sa finale del suo canto, tanto sa prima pesata del suo canto la potete smuzzare sa finale, ma sa finale della seconda parte la deve proseguire, che su bello su canto saldo e proprio questo esatto, questo finale bello lungo, ecco. Dunque questa cosa. Ma mi pare che Issa
applicano pago adesso traggio cosa tua mi pare de Franca Pinna non uscivo se di ahí ci tamminare io provo a narrare cantate su ostro però ascoltando le mie cantende delle Anna fino a sto traggio mi piace in me è bella questa sì. Dunque se poi tocca da Francesca Daniela. no Daniela aspetta Daniela accostati Daniela è brava su Mattessi, però li narro sempre. Daniela, più sicurezza, ascolta la chitarra, ma non ti gira, ti la baidare. Cadeve se riconosci tu è il momento opportuno di poter entrare a cantare. Certo, però... poi dopo una cosa, che essa sa, vedi questa prova, che quando non c'è stata televisione, è stato un conto, molto più tranquillo, poi ci vuole delle camere, il microfono, ogni cosa, c'è Nino Manca che veniva, e dunque su pubblico, sempre, tu ci sei sempre. No, che sempre Nino. Su pubblico, dunque poi... No, ma tu devi scrivere che su pubblico l'ha fatto esibire in piazza, film del Vago a Bodoni, si sono esibite a Oscheri, piano piano le fatto le aree confidenza con suo pubblico, con suo microfono e via. Bene. Dunque, sì. Stiamo scantando su sì, la alcune trasmissioni che avete proprio su canto dei femmina. E dunque, se uso già ribendi, per il suo tempo sta spaccendo di adesso all'estero questa trasmissione e alla depi dura mezz'ora, ma ne sapere dura sempre di bruso, poi mi piace a continuare. Manco male se sul canale 79 tenuto questa possibilità di andare pure libero, libero, senza problema del suo tempo o della pubblicità. Dunque, poserrai questa più di oggi, questa bella puntata del maestro, questa maestra Franca Pinna che sta portando sul mondo dei cantatori, del canto tradizionale, ma il settore come te è cantatora e cantanti. Quanto disco ha registrato in questa carriera? Cosa tua? A Popelli su conto, su primo 45 giri, vedi in vinile, so ancora pizzina. L'ho registrato con Serafino Murro, Pipino Pipia a sa fisarmonica e Antonio Maronzo a sa chitarra e poi a su 45 giri le grandi voci con Leonardo Cavizza che vidi 33 giri sempre in vinile e a seguire sono con Cuvededdo, con Chelo, Cano, dopo fatto tanto. E poi tutto il disco con sa musica scritta dai due, e tutte le canzoni tue, e tutto canto. E poi come te in 79 questa sigla con Mario Zamburro che è il primo presentatore. Prima vidi uno mi è là. E poi il secondo anno vidi un ballo saldo lugudoreso e poi tutta questa satira scappato con Luigi Lai, Orlando Magia, però non fini già, mi che via già scostendo appena da sua gara che lei sa velata della solista, ma senza mai lasciare su che vidi tradizionale, ecco, in terreno, resa molto schidottora, si lavato sempre questa gara, non ha problema. Bene. Dunque è bello che Franca Pina che ha tutta questa carriera manna, oi da Gana ancora di cantare, non scende di cantare, ma di seguire, spicciocca, noas, e dunque questa è una bella cosa. Come siamo preparando il suo progetto natalizio, questo progetto di Natale noi appunto presentiamo su chi è da piacere di nos invitare in Saschejas o in noi che fare spettacolo appunto su canto dell'infanzia che abbiamo sempre connoto, però va fino a una terra sorpresa che non solo i canti dell'infanzia, non il casi, un progetto mio che si scosta da appena con un artista a livello nazionale.
Poseresta proprio di oggi, Franca, di oggi mi domandai dunque se c'è questa possibilità di ascoltare un altro giro con giovani cantatori che frequentano questa scuola tua e ci si salutava e ascoltava un altro canto. E te ti fai cantare. Rosalia e Maria Giovanna cantano Smutto. Poi Salattare al Batto, Rosa Corsicana. Dai, inizia a cominciare sempre come te prima, pago poi uscire come te. Però sti imparando, besta ancora la calata in reggae, devi imparare nel celto, però su ritmo besta e su tempo besta. Dunque, se noi sempre un muto, che ne devo cantare? Federica. No. Rosalia. Rosalia. Non abbiamo Federica. Aspetta. Aici Costa Riva Covago. Assosi ascoltatore, Boschelzo salutare in questa occasione, con rosas e fiore, già prego di ascoltare, con rosas e fiore in questa occasione, Boschelzo salutare. Come d'attenzione, Boschelzo salutare, con rosas e fiores in questa occasione. E noi mi pare c'è sempre sul problema sa respirazione, questa scuola, però ci sei. Sono contenta. Bene. Piano imparano tutto. Dunque, si chiede con muto o corsicana? Corsicana. Chi ne è chi canta da noi? Incomincia Roberta. Aspetta che la accompagno Roberta, vieni con me. Aici, non stavatti, aspetta che solleva il pago sul microfono. Aici. Il monti di Limbara, addio pianta tu una rosa, così bella e graziosa, ma più bella la toccare. Così bella e graziosa, ma più bella la toccare. Brava Roberta, vieni ad accompagno. Aici, e noi, Paguagagoa e ci siamo. A chi ti tocca da noi? Come tocca ad Alessia. Alessia. Aspetta, che devo sistemare bene. Alessia. Una fontana dea pure cristallina, candere alla mattina, ti canto la corsicana.
Candare alla mattina, ti canto la corsicana. Dunque, mi piace una cosa, non so se anda bene o no, ma sbattia su tempo, su Sì, bella tempista, sì. come intendi non manca, uguale. Altra cosa de Naibo? Allora, Alessia, no, l'ha appoggiata. Secondo Alessia Lischi già dato il consiglio che le dao, su consiglio che dare, Sara che abbiamo presentato a Alessia direttamente, è sempre Roberta. Allora, Roberta ancora deve comprendere che quando cantende che deve delle aree oghe, però dovrà entrare in suo ritmo e sa cantone, non può aspettare me, non deve lasciare cantare me da sa chitarra, deve delle aree aleno e deve appunto seguire sul ritmo che ia da prima cantende. Bene, questa è una cosa importante. Dunque, Sì. chi è che deve cantare Francesca. ancora? Francesca, tocca. Aspetta, lasciamo su Pago Pago. Bedala, Costa Smeralda, chi provò mala marina, coronata da regina, Nora gigata rasalda, coronata da regina, Nora gigata rasalda. Bene, bene. Bene. È andata bene, no? Sì, sempre questa questione del suo respiro che piano piano deve acquisire e iscrivere in noi appunto in suo canto saldo poden respirare che è un canto di intelligenza che se lo deve suddividere su sa frase e comprendere in noi in questo momento poden le aree Sulido, no? Alenu, noi, sì, Sulido, ecco, Sulido in in capitanesa. Sì, però, ripeto, considerando sono creature al 7, 8, 9 anni, pretendo sì, che avrete sia su traggio che su modo di cantare, deve essere giusto dall'inizio, che si sbaglia, se poi a correggere questo se sbaglio, è un poco difficile. Comprendi dunque? Mi pare che manca c'è Daniela, no? Posato il cantautore. Dunque sa Daniela, tocca. Aspetta che ponete a posto il microfono, Daniela. Cittadella di Bastia, tanto illuminata, tanto a tua simpatia, sei di me innamorata. Tanto a tua simpatia, sei di me innamorata. Bene, bene. E contegni pure a Daniela. Se depinnai qualche altra cosa e ci serrao su Gunissa. No, ti essere troppo ripetitiva. Daniela Gialischi, di appunto ne deve bogare saoghe come Linaro e poi come il ritmo, come tutto, beste. Bene, Sì. bene. Dunque,
mi pare che potevo osservare questa puntata di oggi. Devo porre grazie. Intanto, Franca Pinna, grazie, mi sei data questa possibilità di vedere commenti, di giovani, si accostano a suo canto, che li punti sconsiglio, si sta dei pentisciri, del suo canto, delle poesie, tutto canto. Una cosa mi sono dimenticata, nel narrare, che dobbiamo partire sempre con umiltà, mai a narrare Dio so brava, io non so brava, ma può ancora me da imparare, che in questa vita dobbiamo sempre continuare a imparare, non che resistimo a fare cose che magari in questo momento non sentiamo sicure, siamo arrivati, no, va sempre imparare, così non dobbiamo porre sempre in gioco, continuare a ascoltare e a seguire la scuola. Bene, bene. E questo è un altro consiglio di Adero su d'importo, dunque sapete dire questa cosa. Mi ha fatto piacere, ti do grazie a tu, Franca, do grazie a Nino Manca, Mario Zamburro, suo presentatore storico, mi ha fatto piacere a tornare in noi e a Tobiaia e Suburu. Dopo una cosa, uno dei piaceri che tengo Deo è questo che non so mai rinesciuto a registrare, a fare intervista a Babodù, a Nanni Vinna, e dunque Nanni Vinna questo per me non dispiacere manno, perché non ho fatto un tempo sapendo a registrare, ad ascoltare e tutto canto, però ha lasciato un bel ricordo. Con questa corsicana che dedico a Isse, che dai sguardo, però non si sta baidendo. Bene. La dedico appunto a Isse. Poi tannoso Serrausu. Noi sarà stato perché ti domando si va a ascoltare a Nosus, ai ascoltatori su canale 79 del Radio Televisione Sarda e questa trasmissione Maestro, uno canto, cioè se tu canta su una cosa con Nino Manca, noi si mandava sul titolo, de coda. Io prima di serrare di Gelso ringraziare a tutta la troupe appunto del canale 79 di aver dato questa bellissima opportunità di fare conoscere questa creatura con suo canto saldo e che da piacere noi siamo sempre noi a las imparare. Uno grazie a Nino Manca che mi ha dato una mano di aiuto appunto e a tutti i mammas e a queste creature appunto che quasi 11 sera sono in noi con me a imparare il suo canto. Bene, e tanto noi intendiamo Franca Pinna con Nino Manca che canta ad una cosiddetta tanti po' una corsicana. Una corsicana. De babbo. Anda bene. E devo dare grazie a tutti quelli che si ascoltano ad ogni gira e Sattopi per questa puntata benidora e adesso sempre o sabato o lunedì, poi due volte questa gira andavo a trasmettere e si va a piacere in questa puntata che era bene. Grazie a tutti, grazie a voi che siete di adere su una bella occasione per noi, su bene noi nostri, ascoltare i picciochetti, ma tenni pure voi, un pubblico 10 anni e non si capita da mai in questa trasmissione. Grazie a tutti. Terra dall'indipendenza, valle colma di cuccagna, dove piatta l'esistenza di un pastore alla montagna, dove piatta l'esistenza di un pastore alla montagna. Sardigna dillo per canto in cultura ancora rara sei una
la corsicana e Sardegna di luve canto in cultura ancora sana e un'armonia d'incanto e cantendi la corsicana e un'armonia bella d'incanto cantendi la corsicana. Gustatividadi, estetia realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.